Il Partito Democratico Provinciale di Belluno ha espresso forte preoccupazione per l'incertezza che ancora grava sul futuro dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Nonostante gli impegni assunti dalla Regione Veneto, la proroga di ulteriori 12 mesi annunciata a settembre dall'assessore Emanuela Lanzarin si ritiene non rappresenti una soluzione, ma solo un rinvio. Come Partito Democratico, già nel 2023 avevamo portato in vari consigli comunali della provincia di Belluno un documento nel quale chiedevamo che venisse rivisto il testo dell'intesa e che si arrivasse il prima possibile a una soluzione. La scorsa primavera, ad aprile del 2025, abbiamo nuovamente sollecitato, dal momento che dopo un anno e mezzo sembrava che nessun passo avanti fosse stato fatto. Le operatrici dei centri antiviolenza non possono più continuare a lavorare in questo stato di incertezza. Per questo noi chiediamo alla Regione del Veneto che si assuma le proprie responsabilità e stanzi al più presto tutti i soldi necessari per impedire la chiusura dei centri antiviolenza. Negli ultimi anni i dati dicono come la domanda di aiuto sia cresciuta. In provincia di Belluno, dal 2004 ad oggi, il centro antiviolenza ha accolto 1.806 donne. Solo nel 2024 sono state 181, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Numeri che parlano di un bisogno reale e urgente che non può essere lasciato senza risposte. Ancora una volta un tradimento non soltanto nei confronti di chi lavora e dei volontari e delle volontarie dei centri antiviolenza, ma anche di tutte quelle donne che si rivolgono a questi centri, vittime quotidianamente di qualsiasi tipo di violenza. Siamo stanche, siamo stanchi, vogliamo una soluzione definitiva, basta proroghe, vogliamo una deroga e che sia quella e finale. Il servizio deve andare avanti, non si può fermare, il nostro è un territorio che necessita di questo servizio, un territorio che necessita anche di fare tanta educazione all'interno della sua comunità.